Buongiorno e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. È Giovanni Graziano di 45 anni la vittima dell'incidente stradale che si è verificato ieri a Sferracavallo nel Palermitano. Giovanni era cresciuto nell'area tra Tommaso Natale e Sferracavallo a Palermo e proprio in quella borgata marittima ha perso la vita. Paura questa notte circa alle 2:30 nel tratto che collega Borgetto con l'innesto in direzione Pioppo-Monreale nel Palermitano. Un'auto si sarebbe ribaltata con a bordo 2 persone che sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale in codice giallo. Giornata difficile per una donna polacca da Ikea nel Catanese. La vittima avrebbe subito maltrattamenti ripresi dalle telecamere da parte del compagno per aver comprato un mobile difficile da trasportare in auto. Durante la notte appena trascorsa è divampato un incendio all'interno della focacceria di Nino Ballerino situata in piazza Indipendenza a Palermo. Le cause scatenanti dell'incendio sono ancora oggetto di indagine. Culmina in arresto una furibonda lite tra 2 extracomunitari scoppiata per futili motivi. Uno degli uomini è stato sorpreso da una pattuglia mentre feriva con una bottiglia di vetro rotta un connazionale a Castelvetrano. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà oggi pomeriggio alle 19:30.